Non stiamo vedendo iniziative anche del governo che vadano a mettere benzina nel motore dell'economia del nostro territorio. Quindi la mia preoccupazione è appunto che pensavo di essere messo male è quella di aver visto il resto del paese messo nettamente peggio rispetto al Veneto. Il giudizio sull'attività del governo rimane molto critico. L'economia del Veneto stenta ancora ad agganciare il treno della ripresa, imprenditori e lavoratori chiedono misure urgenti per il rilancio dell'economia. Eppure, nonostante le difficoltà, il miracolo del Nord-Est resiste. Abbiamo fatto un incontro per il riparto delle future risorse comunitarie e io mi ero portato anche i numeri e le situazioni pesanti che abbiamo nel nostro territorio dal punto di vista occupazionale, la disoccupazione giovanile, le imprese che chiudono, il numero delle ore di cassa integrazione, quindi numeri che ritengo pesanti in questo momento in Veneto. E purtroppo seduto al tavolo con le altre regioni, io che stavo facendo pesare questi fattori economici, mi sono trovato ad essere come performance positive la seconda regione in Italia dopo Lombardia, Veneto ed Emilia. A voler essere ottimisti, un buon viatico per affrontare un 2014 che si prospetta tutt'altro che facile. Veramente sto vedendo un periodo non semplice da gestire nel prossimo futuro, anche come tensioni sociali, anche come situazioni che invece dovrebbero vedere appunto un'economia che riprende.